ventilatori e così si sta un po' meglio. Hai capito? Il ventilatore mi serve per rinfrescare un pochino, cappa. Felix! Attento Felix! Minchia com'è pulita la frequenza questa sera qua! Felix! Gente sotto che modulo? Chi è in frequenza? Avanti! Attenzione Felix in Cesena! Felix in Cesena! Se ascolti il carretto siciliano sul valico dell'Appennino qua, Ronco bilancio la mia Felix, passo! Positivo. Allora, Antonello, ti ho sentito. Anche il carretto siciliano, Rocco Bilaccio, ho sentito anche lui. Molto bene. Ciao Antonello, ben riascoltato. È venuto anche il carretto siciliano. Vai pure, trovami una penna, va, se no io mi dimentico qua. Dai, non c'è una penna, Dio buono, non abbiamo neanche più le penne, siamo messi male. Vai Antonello! No, non è che non mi viene solo che io sono abituato a segnare, se no dopo mi scordo col tempo. Avanti, carretto siciliano, Rocco Bilaccio, c'è anche il Belva penso che ti ascolti, Antonello non so se arrivi dal Belva, ma il carretto siciliano da Rocco Bilaccio dovrebbe arrivarci, avanti! Sì, positivo Felix, dai, io purtroppo il Belva non lo ascolto, io non so se lui ascolta me, comunque lo saluto, dai. Salutando pure Antonello la Freccia dell'Etna, digli ai Felix, gli devi dire Antonello, ha detto il carretto siciliano che non ti ascolta, però gli devi dire che te gli devi dire Felix che lui è quello con la O maiuscola, che lui mi capisce Felix. Sì, positivo. Adesso dovrebbe andare meglio qua. Allora, Antonello, ha detto il carretto siciliano che non ti ascolta. E poi ha parlato della U maiuscola, però non ho capito bene cosa volevo dire. Ha detto che te capisci, quindi va bene. Avanti, Belva. Io il carretto siciliano non lo sento appena. Sono state comprensibili la U maiuscola, come ha detto, invece Antonello lo ascolto meglio. Buonasera Antonello e buonasera anche carretto siciliano, se mi sentite bello di Cesena. Ciao Belva, io ti ho sentito questo passaggio, dai, ti ho tirato fuori, Belva. Segnale zero, radio quasi uno da parte tua, ma al limite perché la frequenza è pulita, Belva, buonasera, ben sentito. E la U maiuscola, che te lo sai? Sì, adesso glielo richiedo. Allora, carretto siciliano, cos'è che devo dire all'Antonello con la U maiuscola, vai? Perché lui quando modula, lui fa sempre Antonello. È tutto qui Felix, dai, tutto qui, allora io lo prendo un po' per i fondelli, capito? Gli devi dire, ha detto il carretto, che te sei Antonello, quello con la O maiuscola, digli così. Ah, ok, adesso ho capito. Allora, Antonello con la O maiuscola, no con la U. Antonello con la O maiuscola. Così dici il carretto siciliano. Che te capisci, Antonello, vai.
Belva. Allora, va bene, riprendo io. Allora, Carezzo, ha detto in Belva che una volta arrivavi meglio, te o qualcun altro. Cos'è? Hai abbassato il tiro? Avanti, Carezzo siciliano. Sì, Felix, è positivo, confermo, dai, ho abbassato il tiro perché mi è arrivata l'escoposta a casa, capito? Ma non mi meraviglia il fatto, io ho trovato un paio di famiglie che mi ha voluto perdonare, tutto qua, dai, tutto qua, perché se no lo sai come funziona, dal momento in cui ti beccano, diciamo che poi la prendi in quel posto e non ne esci più fuori, tutto qua. E allora mi sono soltanto ridimensionato, capito, Felix? Quindi mi devi capire al volo, Felix. Purtroppo, sai, se c'hai la barra pesante è un conto, ma dal momento in cui moduli da casa come me e come te, cioè prima o poi ci beccano, almeno a me mi hanno beccato, ho avuto una bella batosta, mi è andata di lusso, ma per il resto non è che sono irriducibile. Mi sono ridimensionato come hai detto te in tutti i sensi, dai, ho una piccola scarpettina qui da 20 watt, ma non più come prima, dai, prima arrivavo fino ai 500 in antenna, dai. Solo che purtroppo, mio caro Felix, diciamo che in tutti i modi mi sono dovuto ridimensionare, dai, tutto oggi. Va bene, dai, ti rilancio l'antenna, Felix, dopo mi dirai se hai capito il quanto, Cappio. Oh, certamente, ho copiato il tutto, perfettamente, nessun problema. Ok, sentiamo il Belva se ha capito. Allora hai capito Belva? No, non ho capito niente perché adesso mi è andato via proprio del tutto. Prima lo capivo appena appena. Adesso si vede che si è spostato, è stato negativo proprio del tutto il passaggio. Sì, positivo, dai, allora te lo dico io. Però K ha avuto un problema, polizia postale, allora ha abbassato un po' il tutto, dai. Poco più che normale adesso vai, capito? Allora vai che troppo sei normale. No, adesso proprio normale no, ma ha detto poco più che normale, dai. 20-30 avanti giù di lì. Va bene, avanti Antonello. Antonello invece va a palla. Arrivo su bene Antonello, vai. Ma dov'è Antonello, Felix? C'era un particolare che non andava più. Ho fatto dei cambiamenti, 10 passaggi, fatica, fatica a infilarli tutti. Va bene, vai Belva. Antonello, come parli? Che sta beccando qualche apparato? A me si è fatto lì che l'esco porta di portarmi via apparati. Quello vuoi che sia?
quando attacca Antonello non la smette più. Positivo Antonello, vabbè, ma tanto la vita è sempre così, un po' un periodo va, un periodo no, si sale, si scende, poi ci si riprende via, fa parte, è una cosa normale. Allora, Caretto Siciliano, avanti, prima ho sentito sotto che tentavi di parlare, ma te non lo ascolti, però se parla Antonello, io non riesco a sentirti, Sento Antonello, sotto sento che tenti parlare, ma ascolto Antonello io. Avanti, Caretto Siciliano, K. Sì, positivo Felix, dai, io so che te sei in Cesena, io sono a Roncobinaccio, quindi la cosa non è che è tanto vicina, anzi ti grazie che ci ascoltiamo. Mi devi dire soltanto una cosa, dov'è che si trova Antonello, Felix? Dov'è che si trova Antonello? E me lo saluti da parte mia, capito? Sì, Antonello è a casa, credo che abiti dalle parti di Ancona. Adesso glielo chiediamo, Antonello, dov'è che abiti? Dice che non sai te dove abita. Lui abita a Fano, in provincia di Pesaro, K. Io non ci arrivo lì, dai, non ci arrivo, comunque te fammi da ponte, dai Felix. Digli che gli auguro un buon fine settimana, dai ragazzi, io vi saluto. Ciao Felix, grazie del ponte radio, saluto anche il Belva, con la speranza che mi sente qua e niente, dai, tutto veloce. Ciao Felix, è piacere immenso di averti risentito, salutami tutti quelli della ruota che mi ascolta e chi non, e insomma dai, ci sentiamo prossimamente, Felix. Saluto a tutti, dai, salutami l'Antonello, ripeto, salutamelo tanto, dagli un bacino sulla fronte, capito? Ciao Felix! Positivo, no, il bacio glielo dai te quando lo ascolti la prossima volta. Io Antonello non te lo bacio, guarda, può essere il più bel ragazzo del mondo, ma a me non è che mi interessi, quindi non te lo bacio. Antonello, se il Caretto chiudi, Caretto Siciliano, ti saluta tanto e ti augura il buon fine settimana. Mi ha detto di baciarti, ma ti bacia lui quando